Allora, abbiamo qui la nostra Erika Baldini. Ciao Erika, complimenti ancora. I complimenti te li abbiamo già Ciao a fatti. tutti. Contenti, c'è anche Enrico che vuole farti un po' di domande, che dice che io dopo non ti faccio le domande giuste. Ok, dai. Non è assolutamente vero. Ciao Erika e congratulazioni. Grazie ragazzi, grazie mille. Niente, allora si potrebbe dire dove siamo rimasti, dove eravamo rimasti. Ci eravamo lasciati in campagna elettorale, che con la speranza di una tua elezione, ovviamente assieme agli altri consiglieri, agli altri candidati che ho giotto, alcuni ce l'hanno anche fatta, e te hai dovuto aspettare un po' di più. Insomma, raccontaci soprattutto la memoria, il ricorso e cosa ha detto la Corte d'Appello per farti rientrare nel Consiglio regionale. Allora, innanzitutto io ringrazio le oltre 2000 persone che mi hanno dato la preferenza, quindi un risultato veramente soddisfacente, anzi più che soddisfacente, molto importante, perché insomma la percentuale per il Movimento 5 Stelle si è abbassata notevolmente dopo 5 anni, quindi 2000 preferenze sono veramente tante e li ringrazio tutti. Finalmente insomma entriamo dopo un periodo diciamo un po' bruttino in consiglio con una persona, chiaramente questa sono io. La Corte d'Appello in sostanza l'altro giorno ha fatto la proclamazione in cui ha stabilito che per il Movimento 5 Stelle spetta un seggio in quanto dall'interpretazione proprio della legge elettorale seguendo vari articoli il dato è indiscutibile, quindi i voti del candidato presidente che ha superato la soglia di sbarramento del 3% vanno ripartiti alle coalizioni. Per coalizione si intende anche gruppi di liste singole presentate in almeno 4 circoscrizioni elettorali. Per cui ecco, anche la Corte d'Appello con il collegio giudicante fatto da 3 giudici più vari esperti, insomma, chiamati a decidere, ha ritenuto che noi avessimo diritto a rientrare in Consiglio regionale. Quindi un'ottima sorpresa anche e siamo veramente felici di questo risultato. Ecco, ovviamente già si annuncia il ricorso della lista Zaia che avrebbe perso il seggio in più, si parlava di 41-9 il rapporto tra maggioranza e opposizione, ora diventerebbe 40-10, abbastanza improbo, insomma lo stesso, però quantomeno, come ha detto il vostro candidato presidente Cappelletti, un altro tipo di opposizione potrebbe essere presente, anche se con una persona sola. Immagino per te le difficoltà saranno maggiori rispetto ad avere un gruppo di 5 come eravate. Beh, sì, da sola in effetti avrò più difficoltà rispetto a prima, eravamo in 5, poi diventati 4, però insomma sono abbastanza, Io mi diciamo, permetto di preparata a fare una questo. piccola battuta. Io credo che invece avrai meno difficoltà a fare opposizione, però mi Sono abbastanza preparata. No, diciamo che come opposizione in realtà avremo delle difficoltà perché siamo in un numero talmente basso che non riusciamo nemmeno a convocare i consigli. Sapete che con i 10 assessori esterni Zai arriva a 50 di fatto rappresentanti della maggioranza e l'opposizione conta soltanto su 10 rappresentanti. Quindi veramente i numeri sono questi, sono impietosi, ecco, frutto di una legge elettorale, secondo me, anche alla luce di quanto è successo in questi giorni, scritta veramente male. Ecco, pensate magari che ci sia la possibilità di rivedere la legge elettorale nella prossima consigliatura? Beh, guarda, io l'ho già annunciato, nel caso in cui la lista Zaia facesse ricorso, noi solleveremo la questione alla Corte Costituzionale, perché a detta di tutti i costituzionalisti che abbiamo sentito in questi giorni, la legge sarebbe proprio incostituzionale, quindi sicuramente verrà sollevata la questione, poi vedremo come si esprimerà la Corte in merito. Quindi si tratta anche, insomma, di dovranno passare mesi, anni probabilmente, prima di arrivare alla sentenza definitiva, insomma. Questa è una notizia intanto. Parliamo invece di te, del tuo lavoro degli ultimi 5 anni, di quello che ti appresti a fare. C'è qualcosa di cui vai particolarmente orgogliosa come risultati ottenuti per i 5 anni scorsi in Regione e soprattutto qualche progetto di legge, qualche iniziativa che avevi già pianificato, a cui avevi già lavorato e che magari riprenderai in questi giorni? Beh, allora la battaglia più importante ed è proprio insomma una novità di questi ultimi mesi è proprio lo stop al deposito di GPL.
se non fosse stato per questo mio impegno e grazie al supporto a livello governativo non saremmo mai riusciti a bloccarlo. E quindi finalmente questa è una battaglia vinta per tutta la città, dopo anni di sospensione, di incertezze. Sappiamo che tanti avevano proprio il problema della casa vicino al deposito, case che sono state chiaramente deprezzate e svalutate nel mercato. Oggi c'è la conversione della Camera, fra l'altro, del decreto Sì, agosto. dovrebbe essere oggi o forse alle 11, non so. alle 11 comincia l'udienza, alle 2 dovrebbe esserci il voto. Speriamo che sia la svolta definitiva, insomma. E altre soluzioni, tipo quella come ho ricordato anche in campagna elettorale, chiaramente quella su Riva Lusenzo, anche quella è una battaglia vinta, e adesso insomma si tratta anche di riorganizzarsi a livello territoriale, perché i dati sul debacle del Movimento 5 Stelle devono far riflettere un po' tutti, e insomma cerchiamo di organizzarci meglio a livello territoriale, essere più capillari nei territori. Questo è fondamentale, perché io sono la dimostrazione del fatto che se hai qualcuno sul territorio, dei punti di riferimento che possono darti una mano, è una cosa in più che insomma fa sperare in buoni risultati, insomma. Tra l'altro le tue 2000 preferenze non sono state conquistate tutte a Chioggia, ma anche in provincia, segno insomma di un lavoro riconosciuto anche altrove. Sì, sono circa 1200 a Chioggia e il resto, quindi veramente tantissime anche in tutta la provincia, in tutti i comuni, dall'alto, dal Veneto orientale alla zona sud della Laguna di Venezia, insomma. Quindi veramente una grande soddisfazione per me. È stato ritenuto insomma valido il lavoro fatto, la disponibilità che ho sempre dato a 360 gradi verso tutti quelli che mi hanno chiamato e chiesto una mano. Ecco, vorrei essere proprio un punto di riferimento non solo per il Movimento 5 Stelle chiaramente, ma per tutti i cittadini che avessero bisogno di una mano. Tra l'altro si parlava di percentuali di quorum, le tue preferenze hanno portato il movimento a Chioggia a circa il 10%, mentre altrove le cifre erano quelle che hai ricordato prima. Quindi molto basse, sì. Questo si innesta anche alle prossime elezioni comunali. Ci mancano 8 mesi, il movimento sta amministrando questa città da 4 anni, probabilmente immagino questo risultato possa dare anche ulteriore fiducia a chi sta lavorando in questo senso. Sicuramente, guarda, adesso si tratta di pensare alle prossime amministrative, organizzarsi al meglio e vincere anche un'altra volta nel comune a Chioggia, insomma. No, ti pongo la mia ultima questione, poi naturalmente Andrea è libero e disponibile per farne eventualmente altre. Prima eri da sola come rappresentante di Chioggia nel contesto del Consiglio regionale. Adesso, come negli anni 90, arriveranno 2 colleghi, uno di maggioranza, cioè Marco Dolfin per la Lega, un altro di opposizione, Jonathan Montanariello per il Partito Democratico. Cosa immagini sia possibile fare assieme, o comunque pensi che le appartenenze politiche prevarranno in questo senso? Guarda, allora siamo 3 rappresentanti di 3 schieramenti diversi, anche diversissimi fra loro, però penso che i punti di incontro possano essere tanti. Se pensiamo prioritariamente al bene della città, penso non ci saranno grossi problemi, insomma, a collaborare assieme. Quindi massima disponibilità, massima apertura da parte mia. Questa ultima domanda era quello che volevo fare io, che l'hai espressa tu in modo assolutamente professionale, e io più che una domanda farei appunto un invito a questo, nel senso che nel periodo in cui abbiamo avuto 2 o più consiglieri regionali, mi riferisco al periodo di Lucio Chiozzo, al periodo di Carlo Alberto Tesserini, e anche quando c'è stato un periodo che c'era anche Resle, che ha fatto addirittura 2 legislature, e praticamente c'era un bel gioco delle parti, e tante volte, anche se apparentemente sembravano spaccatissimi, in realtà hanno lavorato e hanno portato dei risultati a Chioggia non indifferenti, perché adesso tante volte durante questa campagna elettorale voi sapete che ci siamo spesi invitando a votare i candidati locali. Qualcuno dice: ma cosa hanno fatto? Se noi andiamo a guardare Chioggia com'era 25 anni fa, come adesso, a partire, per esempio, tanto per fare un esempio, il primo che mi capita per la testa, alle rive di Canale San Domenico, che hanno strette, sono state allargate, tutti i lavori che sono stati fatti, diciamo, sui murassi, ma tantissime altre opere. Hanno mantenuto l'ospedale a Chioggia. L'ospedale, tutta una serie di cose si sono riuscite a tenere, perché avendo una forte presenza, adesso Venezia non ha nessun candidato, nessun consigliere regionale, Chioggia ne abbiamo 3. Allora
Adesso ne abbiamo 3. Sono contentissimo di questa cosa e l'invito è appunto, al di là delle vostre differenze politiche che sono sicuramente forti, però avete l'impegno di lavorare per la città e quindi speriamo presto di fare un'intervista a 3, tutti e 3 insieme. E appunto... Andrea, massima disponibilità da parte mia, lo sai bene che ho una maniera di lavorare veramente diciamo, collaborativa, non ho preclusioni di sorta, le idee valide vanno portate avanti, quindi massima disponibilità a collaborare in questo senso, chiaramente se c'è anche dall'altra parte. Sapete che ho anche un ottimo rapporto e interlocuzione con questo governo, quindi se da un lato c'è una regione con la quale si può comunque cercare di collaborare, dall'altra la collaborazione con la parte governativa c'è di sicuro e questo è un dato molto importante. Ecco, lo ricordava anche Jonathan Montanariello nell'intervista che abbiamo fatto, il rapporto con il governo è stato fondamentale, per esempio, per avere numerosi fondi, l'acqua alta, ma anche naturalmente... E siccome il governo potrebbe o dovrebbe restare in carica almeno fino a dopo l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, se non fino al 2023, immagino sia delle forze che lo compongono, quindi il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico, anche lì tenere i canali aperti come già sta succedendo. Quello che ti chiedo come Chioggia Azzurra è di continuare anzi a tenerci informato della tua attività, alla quale daremo spazio in tempo reale e buon lavoro e in bocca al lupo ancora. Grazie mille ragazzi, sarà fatto. Sapete che troverete sempre in me una persona disponibile. Grazie. Grazie. Ciao. Ciao a tutti, ciao ciao. Ciao.